Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spettacolo Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. Questo video andiamo a fare il post partita della Fiorentina. Fiorentina che conquista la prima vittoria in casa, contro l'Udinese, ma al gol Mandragora. Goodman, scusa se io lo tengo segnato perché poi non mi ricordo tutti i marcatori. Vabbè, segna Mandragora, Goodmanson, Ndur e Ken, fa doppietta, e Solet per l'Udinese. La Fiorentina che torna a vincere in campionato dopo un sacco di tempo, cioè, dopo tutta la stagione che non ha segnato. Poi vabbè, per l'Udinese segna Solet. Segna per, diciamo, non pur riaprire la partita perché stai sul 5-1, cioè quindi non te la puoi riaprire. Intanto siamo all'85esimo, palla bloccata dal portiere dell'Udinese, tutti i tifosi della Fiorentina che sono in festa per questa vittoria. Secondo me, guardate che vi dico, la Fiorentina dopo questa vittoria può risvegliarsi, può iniziare a vincere con, diciamo, con più voglia perché questa vittoria può aiutare col morale. Quindi può magari per altre due o tre partite può continuare a vincere. La partita che mo siamo all'86esimo, diciamo una player of the match e mo second per la doppietta. Diciamo Udinese che è stato asfaltato, calcolate che i giocatori avversari contro il Napoli fanno i devasti, parano Messi, Ronaldo ai tempi d'oro. Quando stanno contro le altre squadre, parano là dopo, parano Scarparo, cioè contro Napoli fanno tutto quanto fu. Cioè, intanto la partita penso che è quasi finita. Mancano 4 minuti. Intanto rimessa laterale per la Fiorentina. Comunque se, lo ribadisco ragazzi, la Fiorentina con questa vittoria ha alzato il morale. Sicuro. Quindi per altre 2 o 3 partite può vincere. Certo è ancora ultima, però con 9 punti. Ha conquistato. Intanto attacca la Fiorentina. Con Dodò. Ok, no, non è stata bloccata l'azione da gol. Vabbè, stavo dicendo, certo, è ancora 20esima con 9 punti, però conquistando questa vittoria, cioè non penso che dopo questa vittoria cadano di nuovo. Penso che almeno per 2 o 3 partite continuino a vincere, oppure magari possono pure arrivare a febbraio-marzo che sono usciti dalla zona retrocessione, sono tipo 15esimi, 16esimi, se non 14esimi. Cioè, può essere se continuano così, come hanno giocato questa partita. Tanto Fiorentina che attacca di nuovo con chi è quello Ndurro o Dodò? Vabbè, Dodò, ecco, no, non era Dodò quello, era Ndurro, Ranieri. Poi Fortini. Fiorentina che diciamo sta attaccando in questo momento che come avete, non so se avete sentito dal telecronista di Dazon, vuole diciamo gestire la calma, vuole essere più calma. Diciamo Fiorentina che ha appena sbagliato un tiro. Diciamo che la Fiorentina sta andando, ha fatto una partita strabiliante, ragazzi, non possiamo negarlo. Bel cross, devo dire. Però cioè, questa occasione potevano fare di meglio, eh. Chi è qui il 26 della Fiorentina? Poteva fare meglio.
tanto fallo per l'Udinese, batte il portiere, perché al limite dell'area siamo all'89esimo, quasi finito quasi finita la partita, non penso che vanno ad assegnare tempo di recupero così tanto lungo, non penso tipo 3, 4, 5 minuti, non penso massimo 2 minuti. Gudmundsson per l'assist no, è stato fermato, però non è fallo da rigore, non è proprio fallo, infatti non ha fischiato l'arbitro. L'89esimo e 58 è finito. Danno 3 minuti di recupero. Non me l'aspettavo, questi 3 minuti. Non è che proprio giusti, non è che ci sono state grandi perdite di tempo questa partita. Intanto hanno appena fatto vedere immagini di Dzeko, contento. Comunque secondo me Dzeko deve essere un nutto. Secondo me già a gennaio, poi non so voi, ma deve essere un nutto. Secondo me, fallo per la Fiorentina, fatto su Fortini, fatto da Bettola su Fortini, fallo al limite dell'area. Stanno facendo rivedere il fallo. Ora vediamo se danno, cioè se assegna per questa azione la punizione. Vediamo. Hanno fatto vedere anche altre immagini di Kane e di giocatori della Fiorentina che si parlano tra di loro. Ok, dovrebbe battere i Colussi Caviglia. Si battono i Colussi Caviglia. Ok. Stanno 3 giocatori della Fiorentina al limite dell'area. Fischia l'arbitro. Un Gudmundsson la passa, Fiorentina che in questi minuti finali vuole trovare il 6-1 contro l'Udinese. I tifosi della Fiorentina che stanno incitando ancora la squadra. È una vittoria molto importante, se posso dire, prescindere dalla classifica, perché una vittoria così per 5-1 sembra importante. Contropiede dell'Udinese, sfruttato un po' male, ed è un po' sfruttato male questo contropiede. Fiorentina che attacca con To. Diciamo che anche se sta andando al limite dell'area, la Fiorentina sta attaccando, però sta attaccando un po' più diciamo piano, sta attaccando un po' a rilento. Udinese che recupera il pallone, la partita è finita, siamo al 93esimo minuto. Ok, Agiu è finita, è finita. Partita come detto in precedenza, ragazzi, vinta cioè la vittoria per la Fiorentina, la vittoria è stata meritata per la Fiorentina, non scherziamo, è stata una vittoria che può far ripartire la Fiorentina, può far iniziare il suo campionato oppure anche la sua serie di vittorie, non neghiamo anche questa. Bene, io direi di salutarci, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!